Rapallo riparte da Montallegro. Molti fedeli sono saliti al santuario per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta. Nessuna vittima e nessun ferito. Ora bisogna ricostruire. Da oggi i bambini di Portofino a scuola via mare. Si lavora per riallacciare il borgo al servizio gas, predisposte le ordinanze per i porti del Tigullio occidentale. Questa sera speciale direttamente su. Al via la campagna anti-influenzale, 23.000 le dosi di vaccino affidate ai medici di famiglia. Il vaccino è gratuito per le persone con più di 65 anni e le fasce a rischio. Il Papa all'Angelus, illusorio separare amore verso Dio e verso il prossimo. Nella preghiera domenicale il cordoglio per i pellegrini copti assassinati venerdì scorso dai terroristi dell'ISIS. Benedetti dal Vescovo diocesano i lavori di restauro del santuario di Nostra Signora dell'Olivo di Baceggia. Rifatti le facciate, il tetto, l'impianto elettrico e di illuminazione per una spesa di quasi 590.000 euro. Vittoria per la Virtus Entella nella seconda gara del campionato di Lega Pro. Di sconfitto il Pisa per 2-0. Attesa per domani la decisione del TAR del Lazio sulla riammissione dei biancocelesti in Serie B. Buongiorno ai telespettatori del TG13. Per Rapallo, quella di ieri è stata la giornata del ringraziamento e della riflessione. In molti sono saliti al santuario di Montallegro per un momento di semplice preghiera. Nonostante gli ingenti danni, nessuna persona ha perso la vita o si è ferita nella fase concitata della mareggiata di lunedì scorso. A distanza di una settimana dunque è un'occasione per raccogliere le forze e ripartire. Vediamo. Per Rapallo, tra gli yacht e i detriti trascinati dalla violenza del mare sulle spiagge lungo la strada, sono evidenti segni di qualcosa di umanamente inspiegabile. Una grazia silenziosa iscritta tra le tante ricevute dalla città e dal comprensorio e attribuita all'intercessione della Madonna di Montallegro. La gente stessa di Rapallo ha intuito che nel gran disastro che c'è stato un intervento divino, perché non si sono registrate nessuna vittima e nessun ferito, nessuno. E questo, come dire, per la gente di Rapallo è stato un segno di una protezione della Madonna. Mi hanno detto ci ha portato via le cose ma non ci ha portato via le persone. E poi ancora mi hanno detto ci convochi su a Montallegro. Al santuario sono saliti in molti, rappallesi e non solo. Al termine di una settimana concitata, a tratti anche drammatica nel suo svolgimento, un momento in cui raccogliersi e ringraziare per quanto non è accaduto, ma anche per la straordinaria solidarietà e collaborazione ricevuta. È stata una risposta veramente corale di tutta la città. E questo è stato un segnale molto, molto bello, molto forte di determinazione, di volontà di reagire e di ricominciare. Ad oggi la città si sta riprendendo, c'è stata una partecipazione cittadina straordinaria da parte delle persone, una voglia di ripartire altrettanto straordinaria, tutta la burocrazia interna del comune e della regione ha funzionato in maniera eccellente. Noi adesso abbiamo il dovere di riportare Rapallo alla normalità. Il rettore nell'omelia ha preso a spunto il Vangelo domenicale, indicando in 2 parole le coordinate da cui ripartire: ascolta e amerai. In questo momento la città di Rapallo chiede di essere ascoltata anche nei loro drammi, anche nei loro dolori. Questo credo che sia un atteggiamento assolutamente importante da potergli restituire. E poi amerai. E ho voluto cogliere il verbo al futuro, come dire, non è vero che non l'abbiamo fatto, ma da domani lo dobbiamo assolutamente fare, tirarci sulle maniche le istituzioni, la Santa Madre Chiesa, la Caritas, i volontari, i cittadini, i vicini di casa e quant'altro ed esserci per gli altri. Ave Maria, Madre d'amor, Ave, Ave, Madre d'amor. È una settimana dalla mareggiata che ha pesantemente danneggiato la zona mare del Tigullio. Si cerca di ripartire. Questa mattina i bambini di Portofino sono andati a scuola via mare, mentre proseguono i lavori per riallacciare il borgo al servizio gas e per trovare soluzioni per una viabilità compromessa in tutto il territorio. La Capitaneria di Porto ha predisposto 2 ordinanze per i porti di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino e prosegue anche il contrasto all'inquinamento. Facciamo il punto.
Da questa mattina i bambini di Portofino, isolata dalla mareggiata dalla scorsa settimana, hanno potuto raggiungere la scuola via mare. Una buona notizia per il borgo che cerca di tornare alla sua seppur difficoltosa normalità. Il servizio dei battelli è iniziato alle 7 e ha consentito ai piccoli di raggiungere la scuola in sicurezza. Il collegamento via mare dunque resta quello principale per gli abitanti del borgo, mentre l'ente parco ha autorizzato la sistemazione temporanea di 2 percorsi terrestri, uno da Portofino Mare a Portofino Vetta per i soli veicoli istituzionali autorizzati e l'altro da Portofino a Nozzarego, percorribile in moto per le sole situazioni di urgente necessità, quando il mare non permetta di lasciare il paese con i battelli. Sui lavori vigilerà l'ufficio tecnico del parco di Portofino con la polizia locale di Santa Margherita Ligure e Camogli, che predisporranno i cartelli con tutte le limitazioni e le condizioni di transito. Intanto sarà ripristinato a breve il servizio gas a Portofino e Paraggi, in un primo tempo attraverso una postazione alimentata da bombole e successivamente con un allaccio temporaneo dagli impianti di Italgas nella zona della Cervara. Questa mattina sono state scaricate le prime bombole. Per quanto riguarda Santa Margherita Ligure, l'amministrazione comunale confida di riuscire ad aprire in giornata il collegamento per le auto su una sola corsia fra l'hotel Regina Ele nella zona del Covo di Nord-Est, per le sole auto dei residenti e per i mezzi di emergenza. Il traffico sarà regolato con semafori. L'accesso alla strada sarà comunque vietato ai pedoni perché la zona è pericolosa. Per quanto riguarda Paraggi, la Capitaneria di Porto si sta dotando di un mezzo apposito che faciliterà lo sbarco via mare. L'amministrazione comunale invita tutti comunque alla massima prudenza e a non entrare in zone recintate e comunque a non sostare nella zona di Punta Pedale perché diversi tratti necessitano di verifiche di stabilità. Intanto il comandante del Circomare di Santa Margherita Ligure, Antonello Piras, ha firmato un'ordinanza che disciplina le rimozioni dei natanti affondati a Portofino, Santa Margherita e Rapallo. I proprietari e i loro delegati dovranno presentare apposita istanza. Una seconda ordinanza della Capitaneria disciplina l'ingresso e l'uscita dal porto di Santa Margherita Ligure per i soli mezzi di soccorso e per i traghetti e, solo dall'alba al tramonto, anche per i pescherecci. Prosegue anche l'attività ambientale attraverso l'utilizzo di panne assorbenti per il gasolio e di un mezzo disinquinante. E questa sera Telepace tornerà a parlare dei disagi subiti dal territorio a causa dell'eccezionale mareggiata di una settimana fa. Lo faremo con una diretta speciale. Ospiti in studio l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone e i sindaci di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Zoagli. In collegamento telefonico anche i primi cittadini di Portofino e Sestri Levante. Sentiremo anche la voce degli albergatori e dei balneari. La trasmissione inizierà alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Il pubblico da casa potrà intervenire inviando messaggi o telefonando. E dopo alcuni giorni di variabilità tornano le fasi instabili sulla nostra regione. La protezione civile infatti ha diffuso un nuovo allerta meteo gialla per temporali per la giornata di domani. Nel bacino C di Levante scatterà dalle 8 di domani mattina e proseguirà sino alla mezzanotte. L'allerta riguarda i bacini piccoli e medi delle diverse zone. Nessuna criticità invece per i bacini grandi. La previsione è di un transito rapido da ponente a levante con piogge di intensità moderata, venti forti da sud-est sui 50-60 km orari e raffiche fino a burrasca fino a 70 km orari, specie sui rilievi e sui capi più esposti. E a causa del maltempo si è danneggiato il tetto dell'oratorio di San Martino a San Salvatore di Cogorno, in particolare ha ceduto una falda della copertura. Il parroco Don Maurizio Prandi ha deciso di spostare le celebrazioni nella cappellina del villaggio del ragazzo. Questi gli orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 18, la domenica alle 8:30. Domenica prossima è in programma la festa di San Martino. La messa mattutina sarà al villaggio, mentre la processione si svolgerà regolarmente alle 15:30 con partenza davanti all'oratorio. Voltiamo pagina, è partita oggi la campagna anti-influenzale in Liguria, terminerà il 31 dicembre. La possibilità di vaccinarsi è estesa a tutta la popolazione, ma la ASL invita in particolare tutte le persone con più di 65 anni e quelle appartenenti alle fasce a rischio per le quali il vaccino, lo ricordiamo, è gratuito. Lo scorso anno in Liguria solo il 50,1% degli aventi diritto over 65 si è vaccinato, un dato che va migliorato per evitare complicanze a soggetti più a rischio e per evitare lunghe attese al pronto soccorso nella fase critica dell'epidemia. Vediamo. Io li faccio tutti gli anni, ma sono mai ammalato. Sono qui che sono una roccia. Non vedo mica sta mai con 80 anni, ragazzi.
78, quindi mi ha come tenere 12. Perché vaccinarsi? Beh, innanzitutto diciamo perché anche se diciamo, non c'è la percezione che l'influenza sia una malattia che porti dei problemi di salute, effettivamente per le persone anziane e diciamo, i soggetti che hanno delle patologie di rischio, quindi delle malattie importanti come i cardiopatici, i diabetici, i bronchitici cronici, chi soffre di asma bronchiale per esempio, una patologia, ma anche per esempio le donne in gravidanza che sono diciamo, invitate tutte a vaccinarsi nei confronti dell'influenza. Come dicevo, per queste categorie contrarre l'influenza, avere l'influenza predispone alle complicanze che sono anche molto importanti. Si va dalla polmonite, che è la complicanza più importante, all'aggravamento della patologia che uno ha, della malattia che uno ha, e quindi diciamo molto spesso queste persone poi devono ricorrere al medico curante nella migliore delle ipotesi oppure ricoverarsi in ospedale. Il punto di riferimento rimane il medico di famiglia, ma anche gli ambulatori della ASL sono aperti su tutto il territorio. Certo, i medici di famiglia abbiamo dato più di 23.000 dosi di vaccino, quindi faranno il grosso diciamo, delle vaccinazioni. Noi siamo aperti negli orari che potete trovare consultando il sito della ASL 4. Quest'anno un appello aggiuntivo a chi non è mai stato vaccinato anche contro le malattie da pneumococco a vaccinarsi. Il vaccino può essere co-somministrato, quindi somministrato nella stessa seduta vaccinale. Diciamo l'invito, anche questo per le persone anziane e per chi è affetto da malattie importanti, è quello di fare la coppiata vincente, quindi influenza e pneumococco. Tutti gli anni lei viene vaccinato? Sì, ogni anno lo faccio perché è meglio farlo, mi dicono i dottori che è meglio che farlo. Gli anni scorsi comunque non si è ammalato? No, è andato tutto bene, io preferisco farlo tutti gli anni. Il Papa adesso, l'amore per Dio e l'amore per il prossimo sono le due facce di un'unica medaglia. È stato questo il messaggio contenuto nella riflessione che Francesco ha proposto all'Angelus in una piovosa piazza San Pietro gremita di fedeli. Al termine della preghiera mariana il Papa ha espresso cordoglio per l'attentato di 3 giorni fa alla chiesa copto ortodossa in Egitto. Vediamo il servizio. Non si possono separare l'amore per Dio e quello per il prossimo. Amare Dio, ha detto Papa Francesco all'Angelus, traendo spunto dal brano del Vangelo della liturgia domenicale, è vivere per quello che Lui è e per quello che Lui fa. E Dio è donazione, perdono, relazione. Amare Dio vuol dire investire ogni giorno le proprie energie per essere Suoi collaboratori nel servire senza riserve il nostro prossimo, nel cercare di perdonare senza limiti e nel coltivare relazioni di comunione e di fraternità. Se ci esercitiamo a vedere con lo sguardo di Gesù, ci porremo sempre in ascolto e accanto a chi ha bisogno. I bisogni del prossimo richiedono certamente risposte efficaci, ma prima ancora domandano condivisione. Esiste un solo Signore e quel Signore è nostro, nel senso che si è legato a noi con un patto indissolubile. Ci ha amato, ci ama e ci amerà per sempre, ha spiegato il Santo Padre. Questo, ha proseguito, interpella le comunità cristiane che devono evitare il rischio di vivere di molte iniziative, ma di poche relazioni, nel senso pieno e cristiano di questo termine. Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ha rivolto il suo pensiero alla Chiesa copto ortodossa in Egitto, colpita 3 giorni fa da un attentato terroristico, esprimendo il suo dolore e assicurando la preghiera per tutte le persone coinvolte. Prego per le vittime, pellegrini uccisi per il solo fatto di essere cristiani, e chiedo a Maria Santissima di consolare le famiglie e l'intera comunità. E veniamo in diocesi, festa ieri mattina al santuario di Nostra Signora dell'Olivo a Bacezza, Chiavari. Il vescovo, Monsignor Roberto Tanasini, ha presieduto l'Eucarestia, al termine della quale ha benedetto i lavori di restauro conservativo e manutenzione straordinaria dell'edificio sacro. Un impegno oneroso per la comunità parrocchiale che ha affrontato i lavori facendovi fronte con risorse proprie. L'intervento è stato eseguito tra l'ottobre del 2015 e il maggio del 2018 per una spesa di quasi 590.000 euro. Vediamo.
Il Vescovo ha apprezzato il coraggio del pastore di questa comunità, è stata una scommessa e per ora i risultati si vedono, è stata vinta. Sì, non so più se coraggio o incoscienza, però le cose quando vengono fatte insieme, supportate anche, quando senti che tutta una comunità, tutta una famiglia parrocchiale e non solo ti sostengono, si riesce a fare anche queste cose straordinarie, ecco, straordinarie non proprio perché vanno fuori dall'ordinario, ma è stato un po' anche, come diceva il Vescovo, il preservare secoli e secoli di preghiere, di desideri, di speranze, di sacramenti celebrati qui, per non sciupare anche tutto quello che era stato fatto dalla comunità in passato. Che impegno è stato anche dal punto di vista economico per la comunità? L'impegno era partito più o meno con un 400.000 euro di spese per il tetto e per le facciate. Siamo arrivati a una spesa totale di circa 570.000 euro perché nel frattempo abbiamo trovato che c'erano negli interni specialmente tutti gli impianti elettrici da rifare, il riscaldamento, le caldaie dei vari appartamenti che erano tutti collegati. Abbiamo staccato tutto, luce, acqua, gas, abbiamo praticamente fatto tutti gli impianti autonomi. Si è fatta un'operazione che alla parrocchia è piaciuta tantissimo e che era comunque doverosa. C'era la statua seicentesca della Madonna che si è deciso di sostituirla con una coppia e portare all'interno questa opera veramente pregevole e ricca di storia, ma da un punto di vista artistico veramente molto interessante. A pagina culturale sono partiti i corsi del nuovo anno accademico dell'Uni3, l'Università delle Tre Età di Lavagna. Gli iscritti quest'anno superano le 200 unità, 30 i docenti. Nella sala Albino della Biblioteca Comunale si è svolto il concerto inaugurale, un tributo a Mina e Mia Martini e un omaggio a Ivano Fossati. Stiamo vedendo proprio alcune immagini di questi momenti. Ad esibirsi la presidente di Uni3, Sara Vergnano, il coro Aras e altri membri dell'associazione davanti a circa 150 persone. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti e servizi di sport. Il Corriere della Sera titola: sepolti nel fango nella villa abusiva, esonda un fiume, travolge 2 famiglie, tra le 12 vittime del maltempo anche 2 bambini, e noi in affitto dovevano avvisarci dei rischi, ma il sindaco dice avevamo ordinato la demolizione. E poi un caso, Federico di 15 anni morto per salvare la sorellina di 1 anno, cemento sui torrenti, nessuno parlava, il governatore Musumeci, viaggio dopo l'alluvione nel Veneto cambiato da pioggia e vento. Bonafede non arretro sulla prescrizione, polemica all'interno della maggioranza tra il ministro, il guardasigilli e il ministro collega Bongiorno, l'ipotesi no alla legittima difesa. E poi siamo i senza Stato tra i migranti in marcia verso Trump, il reportage in Messico, e mentre succede questo appunto ai confini con gli Stati Uniti, negli Stati Uniti si attende la giornata di domani, l'election day per il mid-term. Il paradosso di Donald, economia Stati Uniti ai massimi, però lui parla d'altro, al centro dei comizi del presidente migranti e le paure, nonostante i dati sulla disoccupazione ai minimi 3,7%, a ottobre sono stati creati altri 250.000 impieghi e i salari sono aumentati del 3%. L'economia conta di meno nelle elezioni di midterm rispetto alle presidenziali. Siamo sul secolo XIX, il maltempo uccide da nord a sud, strage in Sicilia nella villa abusiva. Parla invece il capo degli spedizionieri genovese Botta, porto di Genova, la vera batosta dopo il crollo arriva a gennaio. Ilva, l'incentivo non convince le tute blu, pochi gli addi al lavoro, soltanto 4% di richieste di appunto essere messi in prepensionamento.
In Liguria niente più polizze per mareggiate, ma l'Italia è indietro. A Portofino pochi turisti, ma il Borgo riapre la piazzetta. Andiamo proprio a Portofino con le pagine del Levante. Ha ricominciato a vivere, da oggi si va a scuola con la motovedetta. Spazzatura rimossa via Male, è attivata la postazione straordinaria del gas, capitaneria in prima linea per il 118 ed emergenze. E intanto per le emergenze, appunto, Portofino Vetta e Gassetta, si lavora alle vie alternative, in corso gli interventi del genio militare e degli operai incaricati dal comune per un doppio percorso di sicurezza. Via Cava dice solo opere minime provvisorie da eliminare quando si tornerà alla normalità. Parliamo invece di un guasto che ha colpito la scuola di Carasco, guasto alla caldaia, segreteria allagata, oggi chiuse le scuole a Carasco, scongiurato lo stop negli altri plessi del comprensorio, anzi del comprensivo, grazie al trasferimento dell'ufficio a Borzonasca. Adesso ci colleghiamo con la redazione per vedere se ci sono aggiornamenti con Maurizio Garreffa. Grazie Andrea, un saluto a tutti. A partire da dopodomani 7 novembre si potranno presentare le domande di finanziamento per organizzare campagne di informazione specifiche per i settori dell'agricoltura e delle produzioni agroalimentari. È una delle possibilità offerte dal piano di sviluppo rurale. Le azioni sono rivolte a imprenditori agricoli, titolari di imprese forestali e operatori economici. La disponibilità del bando è di 500.000 euro. Il periodo di apertura va appunto dal 7 novembre all'11 dicembre 2018. Il primo bando era stato approvato nel 2017, in quel caso erano state presentate 5 domande per un totale concesso di 480.000 euro. È tutto, a te Andrea. Veniamo così alla pagina dello sport. La Virtus Entella c'è in attesa di conoscere il proprio destino. Domani infatti è attesa l'udienza del TAR che dovrà stabilire se i biancocelesti potranno giocare in Serie B oppure no. La squadra è scesa in campo per la seconda sfida di Lega Pro contro il Pisa, vincendo il Comunale di Chiavari per 2-0. Le reti portano la firma di Motta Carvaglio nel primo tempo e di Dio su rigore. Sentiamo le interviste a fine gara. Una bella partita contro un avversario vero, dopo più di 47 giorni si tornava in campo oggi. C'era tanta voglia di giocare, l'abbiamo dimostrato sin dai primi minuti, abbiamo giocato contro una squadra forte che aveva i ritmi di gioco già ben assestati e allineati. Noi al canto nostro abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, molto arcigna, anche tattica allo stesso tempo. Abbiamo concesso poco al Pisa, anzi pochissimo, abbiamo fatto 2 gol, abbiamo rischiato di farne altri 3 almeno. Abbiamo avuto 2 palle clamorose più una grande parata del portiere, mentre da parte loro c'è stata sicuramente buona pressione, ci hanno anche messo in difficoltà, soprattutto nella zona mediana del campo, ma poi negli ultimi metri abbiamo avuto sempre ragione noi. Serie C, 2 partite, 2 vittorie, 5 gol fatti, 1 subito, però che cosa si aspetta mister Boscagli e dove vorrebbe giocare la settimana prossima? Io vorrei giocare in Champions League e vincerla pure, questo è normale. Dobbiamo attendere, noi oggi abbiamo dimostrato, la società, i giocatori, lo staff hanno dimostrato di essere professionisti, seri, validi, che ci stanno bene in questo calcio, ma allo stesso tempo desideriamo che si rispettino le regole. Quanta voglia avevate di scendere in campo nonostante una settimana un po' particolare? Sì, la voglia era tanta, perché dal 15 luglio che siamo insieme a preparare una stagione sportiva e ad oggi avevamo 3 partite ufficiali, quindi la rabbia e la voglia era tanta e penso che oggi l'abbiamo dimostrato e ci siamo tolti una bella soddisfazione. Per noi era una vittoria che ci voleva per i sacrifici che abbiamo fatto finora noi, la società, tutti, e penso che era quello che ci voleva dopo una settimana dove tutti sapete cosa è successo. Noi non volevamo scendere in campo perché ritenevamo giusto dare un segnale forte e mettendoci a fianco alla battaglia che stava portando avanti il Presidente, però martedì ci sarà un'altra giornata importantissima, spero che sia la giornata finale e che vada a confermare una sentenza che già c'è e che purtroppo non è stata confermata, che è quella che noi dovremmo giocare in B. In merito appunto a questa attesa c'è anche la dichiarazione del Presidente della FIGC. Siamo in attesa della decisione del TAR di domani. Il Presidente Gabriele Gravina spiega come si muoverà la Federazione a proposito del caso Entella e della possibilità di modificare il campionato di Serie B in corso. Non appena avremo a disposizione queste decisioni ci sarà una riflessione politica. Bisognerà capire se in un momento così avanzato si potrà procedere a una modifica dei campionati. Ci sarà una seria riflessione politica. Dichiarazione
informazione questa che leggiamo sul sito di ANSA. Intanto, in occasione del primo incontro casalingo del campionato per la Virtus Entella, sono stati consegnati 2 assegni di 11.000 e 4.000 euro. Il primo è stato consegnato alla Croce Bianca Rappallese per finanziare le attività a favore delle famiglie sfollate a causa del crollo del ponte Morandi. È stato inoltre consegnato un secondo assegno all'ospedale Gasdini di Genova. La somma è stata raccolta dalla Naima Dance Academy attraverso il concorso premio Giorgia Brixel, intitolato alla giovane ballerina scomparsa prematuramente a causa di un disturbo cardiaco. Proprio la famiglia di Giorgia ha voluto devolvere questo assegno direttamente al reparto di cardiologia dell'ospedale Gasdini. Il calcio in questi ultimi mesi si è fermato, ma l'attività sociale dell'Entella è andata avanti per aiutare come sempre chi ha bisogno. Queste le parole di Sabina Croce, presidente dell'Entella Nel Cuore, l'associazione che ha raccolto i fondi. E siamo alla Serie D. Nell'ottava giornata di campionato nel girone A vincono sia Lavagnese sia Sestri Levante. I bianconeri si sono imposti nella trasferta sul campo del Bra per 3-1. Queste le reti: al 14° del primo tempo Bonaventura porta in vantaggio la Lavagnese, nella ripresa il Bra ritrova il momentaneo pareggio al terzo minuto di gioco con Tuzza, ma un quarto d'ora dopo Oneto riporta in vantaggio i lavagnesi, che segnano la definitiva rete del 3-1 al 48° con Conti. Per risultato positivo anche per il Sestri Levante, che ieri ospitava al Sivori il Chieri. La rete della vittoria porta la firma di Righetti ed è stata segnata al 12° del primo tempo. Punteggio pieno per entrambe le tiguline, che incrementano la loro posizione in classifica. La Lavagnese sale a quota 12 punti, il Sestri Levante a 8 punti. E con lo sport si conclude questa edizione del TG13. L'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di TG Gli Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.